Allora, oggi siamo qua per parlare ancora una Today, volta we're di going to Segue talk about Segue il tuo istinto again. il catalogo, il prodotto, come ho già detto, è un prodotto assolutamente naturale. This is the catalog. The product is completely natural, with a base of lime, minerals, and marble dust. Agli impieghi attuali. Quello che facciamo vedere oggi si chiama, una nuova applicazione che si chiama pietra vissuta. Quindi, Today, we're going to show you a new application called used stone, so we'll reproduce the effect of stone that has been used for a long per time. tanto tempo che è stata usata, calpestata. E quindi adesso vi faccio vedere. Partiamo naturalmente. Of course, we start by applying Primus. Bene, il primer è asciutto, possiamo passare all'applicazione della prima mano. Once the primer is dry, we can start applying the first coat. We choose a color from the chart, in this case, NA, shade La 2. versione 2, perché poi questo pannello ci servirà per la realizzazione di una foto. Quindi possiamo tranquillamente partire We can con start applying the first prima coat of used stone. di pietra vissuta. Il prodotto deve avere questa densità per permettere una The product must have this density for ease of application, so that it can be spread with the spatula, like butter on bread. e si fa spalmare come il burro sul pane la mattina. Ecco, una volta applicato 2 metri quadri, 1 metro... Once we've applied 1.5 to 2 squared meters, the product is still wet, and we're going to work it with a square spatula in the most irregular way possible. You'll soon see why. Poi si capirà perché. A questo punto ripartiamo nell'applicazione, qua sotto, qua di fianco. At this point, we start applying the product again, down below or at the side. And there's no problem with the join because when we finish applying it, we'll go over it again with the tooth spatula, and there won't be any sign of the overlap. Qualche macchia o qualche evidenza che non vogliamo. Come avete visto, l'applicazione è facilissima. Prima As you can see, it's very easy to apply. First you spread it, then work it with the tooth spatula to leave these marks. il consumo in queste In condizioni these conditions, consumption is about 1.5 to 2 kilograms per square meter. a questo punto il At this prodotto è point, pronto, the product is ready to be smoothed. compattato. Dove si vede? Si vede da alcuni spazi You can tell because some spaces are getting lighter, a sign that the product is drying. sta asciugando. Se interveniamo If we were to start smoothing too soon, we might remove some material. potrebbe essere che ci portiamo dietro il materiale. Se If we were to wait too long, the material might be too hard for us to work it nel correctly. modo corretto. Quindi bisogna trovare questo You have to find the right moment, which also depends on the season. Sometimes it dries sooner, sometimes later, but this is the indicator. dopo, ma questo è l'indicatore. We can start compacting Iniziare it. a compattare. Ecco, questo è l'esempio di come deve essere, dopo la compattatura, il muro, per cui abbiamo una situazione ruvida. This is an example of what the wall should look like after compacting, with rough parts and smooth parts, just like stone that has been used. Quindi con degli spazi più ruvidi e degli spazi più lisci. A
questo punto la parete è quasi asciutta. Se vogliamo un effetto davvero At this point, the wall is nearly dry. If we want a shiny effect, now is the time to press it with more effort. Let's try. Qui abbiamo finito di lavorarlo, abbiamo la pietra. At the end of the process, we have our used stone. And when it's dry, we can apply the wax to obtain the final effect. Finale. Ma io seguo il mio istinto e ho un atto creativo, un momento di creazione. E mi immagino, come potete fare voi, di fare qualcosa di più. In questo caso voglio fare una fascia. But I follow my instinct, and I want to make a strip of smooth stone here, as though there were a little step in the wall, a slab of stone resting on it. Piccolo gradino, come una lastra di marmo, di pietra, appiccicato. I'll show you how it's done. Faccio vedere come si fa. Questa lavorazione l'ho fatta per dare un suggerimento. Ovviamente This process is just a suggestion. Of course, we can make other strips positioned anywhere. It depends what takes your fancy. fare una fascia così, possiamo fare diverse fasce, possiamo fare una fascia verticale, dipende dalla fantasia. La cosa bella è la facilità, quindi sulla prima mano di pietra vissuta It's very easy. On the first coat of wet or dry used stone, we apply another coat of smooth stone. di pietra levigata. È passato il giusto tempo When it begins to get lighter, it's time to compact it. di compattare. Ecco, è quasi asciutto, se lo vogliamo It's nearly dry. If we want it a bit smoother, now is the time to press it with more effort. fare pressione. Ecco, qui possiamo vedere l'esatta differenza tra Here we can see the difference between the used stone and the smooth stone. completamente liscio e lucido. Here it is completely smooth and shiny, while here it gives the impression of something antique or used. Di qualcosa che ha subito il passaggio del tempo. Si vede molto bene questo gradino che You can clearly see this step, which gives the impression of a slab of marble resting against the wall. appoggiata sul muro. A questo punto At this point, we can apply the wax. a questo punto Now we polish the wax with a cloth. la cera. Qui siamo al termine di questa We've come to the end of this application, very easy as you can see. facilissima. Una mano, questo passaggio con questo, One coat worked with a toothed spatula, then we close it. poi una chiusura. Quindi con istinto è molto facile ottenere. Following your instinct, it's easy to obtain excellent results and thicknesses. E qui abbiamo fatto vedere come possiamo avere, Here we can see how to obtain two thicknesses on the same wall. naturalmente vi invito a seguire. Of course, I invite you to follow your creative instinct and make as many applications as possible. Vi ricordo che questo è un esempio All the colors on our chart can be obtained with the same procedure. della nostra cartella, potete farli con questo sistema. Thank you.